quando Capablanca diceva se non perdete almeno 100 partite non potete diventare giocatori bravi, almeno 100 partite. E invece Botvinnik diceva, cioè dovete essere contenti quando perdete perché imparate qualcosa. Carissimo maestro, è un grande piacere averti qui con noi di Matto Scacco. Piacere tutto mio. Allora, raccontaci un po' della tua storia, il percorso che ti ha portato a diventare maestro internazionale, come ti sei avvicinato agli scacchi. Mi sono avvicinato agli scacchi in Albania perché io sono di origine albanese, da piccolo. In Albania si svolgeva i grandi tornei dei Balcaniadi, dei paesi dei Balcani, che erano la Turchia, Grecia, Romania, Bulgaria, e si faceva veramente un torneo, i tornei molto belli, diciamo, degli scacchi. Allora io ero piccolo e andavo a muovere i pezzi alla scacchiera praticamente dei grandi giocatori, dei grandi Wow. maestri. E lì poi è venuta la voglia, giustamente, di registrarmi in un club che era come Club Partisan di Belgrado, per dire partigiani. Ok. E lì, eh, sotto la guida di un maestro, ho cominciato a fare la carriera scacchistica, che giustamente eh, quando avevo 15 anni sono diventato il campione del junior in Ok. Albania, 15 anni, e poi la carriera, diciamo, si interruppe un po' perché sono venute le cose in Albania, insomma, è Ok, aperta. allora eh, scusa, ti eh, interrompo un attimino mhm, così la prendiamo con calma, tanto abbiamo tempo. mhm. E quindi, diciamo, nella tua famiglia c'era già qualcuno che giocava a scacchi o... Sì, Ok, c'era mio padre che giocava a scacchi, lui ha studiato a Mosca, wow. praticamente per ingegnere di petrolio e tutti quelli che sono studiati all'estero sono venuti, sono tornati in Albania e hanno creato questi Insegnato. circoli di scacchi. Quindi diciamo che a casa ti esercitavi con tuo papà. Certo, lui mi ha trasmesso proprio Ok, la voglia di proseguire su questa strada. ok. E quando hai capito che gli scacchi erano per te qualcosa di più di un semplice gioco? A che età? Se c'è stato un periodo preciso di consapevolezza? No, dopo aver finito la scuola, diciamo, Ok, media, veramente mi sono detto che no, che dovevo fare una carriera scacchistica, ma approfondire gli scacchi, giustamente, perché mi piacevano moltissimo. Allora io giocavo con i migliori giocatori dell'Albania, della squadra nazionale, come Fatos Mucio, che era maestro internazionale, Ilir Karkanace. Allora menziono alcuni che erano veramente molto forti, il mio amico Aldo Zadrima dello stesso club di Partigiani era maestro FIDE, però con tanta esperienza perché i giocatori, gli albanesi, veramente erano maestri internazionali e FIDE, ma erano quasi ai livelli di grandi maestri perché uscivano poco all'estero per fare dei ah, ok, tornei, ok, tutto qua. ho capito. Però la forza era già, insomma, molto forte. Poi in Albania venivano queste riviste veramente molto utili, eh, d- di- che
che trattavano i temi di teoria, dei Ok, finali, ok, di ok. mediogioco, che erano sciamatni SSR, dei sciamatni di Unione Sovietica e sciamatni E64. Ok, quindi E diciamo poi, che il modo che c'era per imparare a giocare a scacchi in Albania erano club, circoli, sì, diciamo, erano circoli, e sì, in poi un ogni po'... città c'era Esatto, ok. come minimo ogni circolo, ma a Tirana erano 4 circoli. Wow, e quindi secondo la tua esperienza, Sì. su quante persone, non so, su 10 persone quante sapevano giocare a scacchi? Allora diciamo giocavano su 10 giocavano 4 perché Wow, tutti i parchi pubblici bellissimo. domenica No, erano pieni bellissimo. delle persone che giocavano a scacchi all'aperto. Bellissimo. Quindi c'erano Davvero. tavoli con Sì, dei tavoli come una volta, il sogno, come a New veramente. York, come in Sì, America. sì, 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 davvero. E quando sono Eh. andato, ti dicevo prima a pranzo, quando sono Mhm. andato in Albania, non sai quanto ho sperato di trovare quella cosa lì, ma non c'è stata. No, ora hanno perso un po', diciamo, la gente quella Ok, passione che è un gioco molto popolare, anche ora, diciamo la verità, in Albania si gioca tantissimo, però si gioca nei club, vanno nei club oppure chiaro, nelle case o su internet come ora, chiaro, insomma, chiaro. online. Sì, 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 sì. Ok, Eh, quindi insomma, mm, eravamo arrivati a eh. 15 anni che diventi campione under Sì, e 18. poi sono diventato anche candidato maestro, Ok, diciamo. sempre quell'età lì Sì, circa. sì, sì, sì. Giocavo sempre nella quarta tavola Della nazionale. no, del nostro team, Ok, diciamo, ok, team del club. ok, ok. Eh, avevo già un livello veramente molto alto, teorico, però non è che giocavo tantissimo, diciamo la verità, perché cioè, io frequentavo anche la scuola, volevo insomma prendere i voti buoni Certo. per questo motivo. Però ero un giocatore che cioè, ero attivo, cioè facevo un torneo, 2 tornei all'anno li facevo, giustamente. Ti ricordi per caso se il tuo repertorio d'apertura di all'epoca era lo stesso di adesso No, 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 diciamo sono Ok, cambiati ok, col beh, cambia lo tempo, stile. sono cambiati col tempo quando sono venuto in Italia, nel club di Montecatini proprio ho trovato Igor Efimov Wow. e Stefan Djuric. Ok, ma in quel periodo eh, eri candidato maestro quando sei venuto in Italia? sì, sì, ero già Ok, candidato ok, maestro ok. e poi subito dopo 2 tornei, perché a Montecatini era veramente molto noto Urco. per i tornei di scacchi, perché giustamente allora il presidente del circolo di Montecatini è un bravo organizzatore, era Bigalli, che era famoso perché organizzava questi tornei A e B a Montecatini che invitava anche Shirov, Wow. Karpov, sì, allora veramente... e io mi sono messo a giocare e sono subito diventato maestro dopo 2 tornei, insomma, perché la forza era già, Sì, sì. insomma, poi giustamente parlando con i miei amici Efimov e Djuric che giocavano soltanto la Caro-Kann contro 1 e 4 mi hanno messo questa passione di studiare la Caro-Kann. Tutto lì poi ho approfondito queste aperture, diciamo, con il bianco giocavo sia E4 allora, eh, anche D4, Urco. anche D4 posizionalmente giocavo, però mi piaceva molto anche, come abbiamo parlato, cavallo F3, Cavolo F3. perché questa scoperta è stata fatta dai libri di Kramnik, che ha fatto questi 6 libri, dove lui trattava, diceva cavallo F3 è
la reti praticamente è molto utile giocare contro i giocatori che giocano la Gruenfeld e anche la Slava. E anch'io, per contrastare queste due aperture che erano veramente molto taglienti, ho cominciato a giocare la reti e poi perfezionare sempre con i Fritz 13 allora, Certo. Fritz 14, 15 e così via. Cioè adesso Ora sono arrivati alle sei arrivato, esatto, 16. esatto. Sì. Mamma mia. E poi vedendo anche le partite di Karpov, tutte le partite di Karpov in Karo-Kan, che lui giocava la Sì. variante Smyslov o la variante Sì. di Karpov, che ora si chiama con cavallo D7, ho capito insomma, le idee del mediogioco e addirittura la partita arrivava anche nei finali, come arrivare per dire un cavallo buono verso un alfiere cattivo, una struttura pedonale conosciuta. Esatto. Questo era un trucco, cioè, giustamente che si... Sì, che sono poi le cose che hai spiegato nel corso I segreti della scuola russa, no? I Sì, finali... sì. Fantastico. Però sto dicendo, tutto è venuto poi con l'esperienza e studiare contemporaneamente. Quindi diciamo, la parte di mediogioco l'hai appresa guardando le partite? Allora, diciamo la verità, i miei amici, grandi maestri, come ho menzionato prima, mi hanno fatto capire un pochino cavallo buono verso alfiere cattivo, quando alfiere era meglio del cavallo in quelle posizioni. E allora ho comprato anche dei libri per approfondire, diciamo la verità, che le nozioni base le sapevo, però il problema è per approfondire, giustamente vedevo, per dire, nella partita Karo-Kan ho imparato tanto da Karpov, quali pezzi cambiare, come entrare in finale superiore, Certo. cioè come addirittura anche arrivare anche con i finali di pedoni caratteristici, capito, che portano alla vittoria. Veramente questo ci è voluto un po' di tempo, giustamente studiando con l'esperienza, però anche i libri mi hanno aiutato tanto e anche i miei amici, diciamo, che li sono riconoscenti. Quindi tutta l'esperienza sul campo, pratica, studio dei libri. Tutto insieme, è tutto insieme, tutto Cristian, tutto. è tutto insieme. Sì, alla fine è un po' come l'episodio delle sorelle Poigar, no? Sì. Cioè, com'è che sono diventati così forti? Masticando scacchi tutto il giorno, allenandosi tra loro, leggendo, il papà che li faceva studiare, e poi tutta la casa scacchiera ovunque. E alla fine quello fa tanto la differenza. E quindi insomma, maestro internazionale, quindi quando è arrivato? Quindi erano arrivati che eri diventato maestro in poco tempo? Sì, maestro, poi facendo dei tornei ho preso la norma, ho preso 3 norme, ho realizzato 3 norme e poi sono diventato un maestro internazionale. È stato tutto un percorso in salita o c'è stato qualche piccolo... Diciamo che è sempre in salita, però cioè, a volte accettando anche le sconfitte, giustamente, che sono amare, però Ecco. imparando sempre Certo. e andare sempre avanti, studiando. Ecco. A proposito di sconfitte, questo è un tema molto caro a chi ci segue. La maggior parte di chi ci segue, dico purtroppo, non ha mai avuto il piacere di fare un torneo dal vivo, che secondo me è qualcosa di bellissimo. Molti giocano solo online, chi per motivi di tempo, chi perché è comunque impegnativo un torneo in termini di tempo, di denaro, eccetera. Giocano online e magari perdono una partita, allora ne fanno un'altra cercando di vincere, perdono anche quella ed entrano in un loop negativo di partite perse, no? Hai qualche consiglio da darci per cercare di accettare le sconfitte, che poi, diciamolo, una sconfitta di una partita a 3 minuti lascia un po' il tempo che trovi? Certo, ma allora
devo Confessarmi. confortare i nostri seguitori, perché anch'io quando gioco 3 minuti più 2 secondi una partita a blitz, giustamente posso perdere. A volte perdo anche le partite vinte purtroppo, Chiaro. perché per mancanza di tempo, perché non trovi la soluzione giusta nel momento giusto e poi giustamente perdi la partita. Però è importante imparare, perché giustamente, ora non mi ricordo bene, ma io l'ho letto anche su Facebook, quando Capablanca diceva: se non perdete almeno 100 partite, non potete diventare giustamente giocatori bravi, almeno 100 partite. E invece Botvinnik diceva, cioè dovete essere contenti quando perdete perché imparate qualcosa. È vero. Cioè, È vero. per questo motivo uno la deve prendere come un gioco. Gli scacchi è un gioco bellissimo, però se studia sempre, rivedi le partite che hai perso, come le hai perse, per dire, capire dove hai sbagliato, allora secondo me è una lezione da imparare Sì. per andare avanti e Sì. non per restare lì o tornare indietro. Sì, forse la parte più importante veramente è analizzare le partite perse. E qualcuno magari non lo fa perché è brutto, è come se ritorni sulla ferita aperta ancora, Questo no? è vero, questo è vero. Però per quanto mi riguarda sono servite tantissime, oppure mi è capitato in torneo magari di perdere contro giocatori molto più forti di me e che alla fine mi hanno detto questa qui non andava fatta. Perché non andava fatta? No, me lo spiega 2 secondi e quei 2 secondi di spiegazione da un giocatore più forte mi hanno, cioè, sono quelle indicazioni che poi ti rimangono in mente e le impari veramente. Perché la ferita, diciamo, si sente sempre, brucia, diciamo noi, ma importante è che queste partite perse vanno analizzate anche con un tutor, con un coach, Certo. diciamo, con un maestro, perché giustamente possono essere sbagli tattici, Certo. però possono essere anche sbagli strategici. E per gli sbagli strategici deve capire il tema che abbiamo menzionato prima, che il cavallo buono verso un alfiere cattivo e viceversa, alfiere secondo la struttura pedonale sempre. Quanto è importante per te la tattica e la strategia? Che peso hanno in una partita di scacchi? A volte si sente dire gli scacchi sono 90% tattica. Cosa ne dici? Allora, questa è veramente una bella domanda. Io ora, con tutta l'esperienza che ho, voglio giocare strategicamente, giustamente, perché io non posso entrare nei varianti tattici, ho un'apertura molto tattica per calcolare tutto. Io questo lo suggerisco anche per i giocatori che hanno, per dire, un elo di seconda nazionale, 1600, 1700, di non entrare troppo nel tatticismo, giustamente, non complicare la partita, ma di giocare posizionalmente e di controllare sempre la partita. Questo è Poi, giustamente, chi gioca posizionalmente piano piano e stringe l'avversario, poi viene anche in combinazione tattica. Per forza. Però non avventurarsi all'attacco, per dire, senza le basi, senza... Sì, sperando che vada bene. Che vada bene. Questo è tipico. Infatti. Bisogna sempre vedere tutta la combinazione. Un giocatore del tuo livello, fino a quante mosse riesce a vedere in là?
Diciamo la verità, io anche quando ho giocato tornei ufficiali faccio i calcoli, diciamo anche i sottovarianti, fino a 6-7 mosse, diciamo. Possono essere 4-5 sottovarianti, Certo. da 4, 5, 6 mosse, ma non di più, perché come ho detto prima, io evito di entrare proprio Complicazioni. sì, in complicazioni, cioè gioco posizionalmente, mantenendo sotto controllo la posizione. Certo, sì, diciamo che quando Certo. si entra in complicazioni, la partita diventa difficile ed è molto probabile non tenere tutto sotto controllo. Questo E è quindi vero. magari la fortuna lì a volte veramente entra il fattore fortuna, È può vero, aiutare può te, aiutare, ma può aiutare anche il tuo avversario. Ecco, Quindi questo è vero. sì, sì. Allora, ci sono i grandi maestri che giustamente entrano in questi varianti difficili, diciamo tattici, però si preparano ogni giorno con questi. Io personalmente, per dire, ho gli esercizi della scuola russa di livello proprio elementare, livello intermedio e livello avanzato. Cioè chi fa veramente 500 esercizi di livello avanzato può andare anche sui varianti difficili. Urco. Però Mamma ci mia. vuole del tempo, ci vuole, dipende come uno si trova in quel giorno. Per dire che se è rilassato, cioè, anche cioè, è motivato il giocatore per andare fino in fondo, per calcolare, Certo, oppure, certo, sì, sì, è vero, è vero, è cioè, oppure gli interessa la vittoria, gli interessa la È patta, vero, è cioè, verissimo. Sono giustamente, tante cose da c'è tante considerare. cose Magari è una giornata in cui c'è la doppia partita, giochi la mattina, giochi il pomeriggio sei stanco e È vuoi vero. giocare magari più Più rilassato, no? rilassato e accetti per dire di fare la patta perché Ti interrompo velocemente per ricordarti che ho realizzato un mini corso completamente gratuito per migliorare a scacchi. Si chiama Scacchi Vincenti e trovi il link per accedere qui in descrizione e nel primo commento. Ora basta, ti lascio continuare con la puntata. Ciao! E per quanto riguarda invece il discorso tempo, no? Gestione del tempo, per esempio, a me è una cosa che mi ha sempre creato un po' di problemi, adesso un pochettino lo sto imparando a gestire, però mi sono sempre ritrovato nei finali con poco tempo sull'orologio e questo poi inevitabilmente mi portava a fare degli errori banali che con un po' più di tempo non avrei fatto. Cosa consigli? questa veramente è una domanda molto utile per i nostri follower, e anche per tutti i giocatori in generale che sono di basso livello. Io dico di conoscere i finali, è molto importante di conoscere i finali. Questo è gli italiani in generale, ma anche tutti i giovani, diciamo la verità, non studiano i finali. Se tendono di studiare troppo teoria e i finali li lasciano perdere, cioè non gli danno quell'importanza che quelli hanno, perché i finali sono una parte del gioco, fanno parte del gioco, Certo. degli scacchi. Allora, devono conoscere bene. Innanzitutto io dico a tutti, conoscete bene finali di pedoni e finali di tori, perché fanno 80% Esatto, di tutti esatto. i tipi di finali. Esatto. Perché uno cambia i pezzi e entra per dire in finale di pedoni, che li conosce, oppure conosce meglio i finali di tori, mantiene le torri e non entra in finale di pedoni, per modo di dire. Certo. Questi sono i segreti. Poi giustamente devono vedere tanti tipi di finali, come abbiamo menzionato prima, finali di alfiere contro cavallo, cavallo contro alfiere, finali di pedoni, che abbiamo fatto un corso insieme, finali di tori,
ma almeno 50 finali di ogni tipo. Così si può arrivare, per dire, diciamo, al livello di prima nazionale. Ok. Va Mi bene. metto nei panni del giocatore che odia i finali e ti faccio questa domanda. Perché dovrei studiare i finali se neanche so se ci arrivo? L'apertura so che la gioco sempre al 100%. Allora, questo è vero, però se tu giochi, per dire, con un avversario al tuo livello, la probabilità per arrivare ai finali c'è sempre. C'è sempre. Allora, non c'è questa probabilità quando tu giochi con un giocatore molto più certo. forte di te. Giustamente perché lui sa molto meglio le aperture e allora non c'è la parità, diciamo, di base. Ma allora, per il tempo io volevo dire questo, cioè uno deve giustamente studiare la teoria e studiare, poi avere un repertorio, sia contro E4, sia contro D4, sia contro cavallo F3 o qualsiasi mossa. Almeno un minimo di repertorio ci vuole. E di conoscere l'apertura, per dire, fino al 15ª mossa, fino alla 20ª mossa. Wow. Ecco. Ok, no, sono d'accordo perché spesso... Le varianti principali, Certo, sto certo. dicendo, non Spesso entrare... spesso si legge appunto, diciamo, dell'importanza dei finali, però spesso si leggono anche online, poi online chiunque può scrivere qualsiasi cosa, però spesso Certo. si legge dire non conta l'apertura, conta capire il gioco, no? Quindi i pezzi, i principi generali, quindi controllare il centro, eccetera. Però io credo che oggi non sia più sufficiente, perché oggi, anche come dicevamo prima, il giocatore magari di 1400-1500 punti, la teoria la conosce Può, anche, può anche molto bene. può creare problemi, perché ora studiano tutti col computer, È giustamente, vero. però cioè, deve conoscere, per questo motivo, 15 mosse come minimo, perché conoscere anche le deviazioni. Certo. Oltre la linea principale, conoscere anche le deviazioni, le mosse secondarie, terziarie, cioè per avere un repertorio e sapere dove mettere i pezzi, dove portare il gioco dal mediogioco. A volte, per dire, i grandi maestri sanno, per dire, anche come andranno dal mediogioco ai finali, quali pezzi cambiare. Perché lo sanno questo? Perché secondo la struttura pedonale tutto lì è il problema. Qual è l'alfiere buono, qual è l'alfiere cattivo, qual è il cavallo, quando il cavallo è migliore dell'alfiere e viceversa. Posso chiederti qual è stata quella lezione, quella conoscenza che ti ha fatto fare il salto di qualità? Se c'è stato non so, capire i finali di torre, per esempio, se c'è stato qualcosa che ti ha detto, da quando ho scoperto quella cosa lì, ho guadagnato almeno 100-200 punti. Questo è vero, Christian, questo è vero perché i finali di tori e finali di pedoni e alfiere cavallo migliore dell'alfiere e alfiere migliore del cavallo, questo, come ho detto, fanno quasi il 90%. Urco. Per questo motivo, allora, io sono innamorato dei finali, davvero, perché, per dire, finali di pedoni e finali di tori, sono arrivato in un punto ora che appena vedo la posizione ti dirò che questa finale è vinta per il bianco, è patto e così. Wow. Questo è il segreto, ma non di me, sto dicendo da maestro internazionale, maestri, grandi maestri, questa è la conoscenza praticamente dei finali che porta alla vittoria. Perché se tu sai nei finali di pedoni, facciamo un esempio, entriamo in un finale di pedoni. Allora, prima di entrare ai finali di pedoni, io dico, devo cambiare i pezzi leggeri oppure
le torri per entrare in questo finale, ma se io so i finali di base e anche un pochino quelli finali, diciamo, di livello medio o livelli avanzati, allora subito dico devo cambiare tutti i pesi perché entro in un finale vinto. Ok, alla fine mi pare di aver capito che il segreto è quello di portare la partita verso cose che già conosci. Tutto è la conoscenza. Più cose controlli, più riesci a... Sì, questo è vero. Incredibile. E invece tra i tuoi studenti che insegni scacchi, tra l'altro diciamo anche che il maestro Bully Vangel ha iniziato a collaborare anche con Matto Scacco, quindi se qualcuno vuole iniziare a studiare con lui troverà qui sotto un link da cliccare per prenotare sessioni individuali con lui. Tra i tuoi studenti Volentieri. ti è capitato di vedere un errore comune? Chiaro, ognuno ha il suo stile di gioco. Ti è capitato qualcosa, appunto un errore comune che magari potrà aiutare anche gli amici che ci stanno seguendo, a parte l'odio per i finali comune, a parte quello. Allora, diciamo che escludiamo la tattica, Ok, entriamo nella strategia. Gli sbagli più grossolani sono quelli di bloccare un alfiere, per dire la diagonale principale di un alfiere. Allora Botvinnik diceva sempre: state attenti quando spingete un pedone, perché potete bloccare la diagonale principale, uno dei vostri alfieri. E questa capita spesso. Questo è uno sbaglio più comune che fanno le terze nazionali, le seconde nazionali, diciamo. Poi sono errori più piccoli, diciamo, che vengono in seconda mano, che non sanno sfruttare una debolezza sulla colonna aperta, oppure difendere una debolezza sulla colonna aperta, perché ci sono dei trucchi, ci sono delle regole, oppure non fanno sfruttare la colonna aperta, ok. di andare per dire con la torre nella seconda traversa o settima traversa, ma questa è una Certo. delle cose da dire. Poi giustamente il cambio dei cavalli contro alfieri e alfieri contro cavalli. Questi sono gli sbagli più comuni, perché se sai in anticipo quando l'alfiere è più forte del cavallo, il cavallo è più forte dell'alfiere, secondo la struttura pedonale, allora non fai questi sbagli strategici. Sì. Io ho capito dalla mia piccola esperienza da scacchista che diventi uno scacchista un po' migliore quando capisci e impari anche a trasgredire le regole. Esempio, la torre vale sempre più di un alfiere, la torre vale sempre più di un cavallo. Vediamo nella partita. Dipende. Quindi se nella tua mente è io non sacrificherò mai una torre per un cavallo perché sai che vale più del cavallo, quello può diventare un limite. È un consiglio, la torre vale più del cavallo, però diventa un limite. Altro limite è un cavallo vale 3 punti, un altro cavallo vale 3 punti. Dipende. Giusto. Per quanto mi riguarda, anche lì ho fatto un salto in avanti quando ho imparato a capire che magari un mio cavallo non vale quanto un cavallo dell'avversario. Un cambio, a volte un giocatore magari di seconda nazionale, terza nazionale, cambia i pezzi perché dico cavallo per cavallo siamo pari. Però non è mai una negoziazione alla pari al 100%. Magari il mio cavallo ho speso 8 tempi per portarlo lì, tu hai speso solo un tempo, allora alla fine tutti e due scompaiono dalla scacchiera, però io ho fatto 8 tempi. È vero. Quindi quando capisci questa cosa qui dici, cacchierola, aspetta, rivediamo un po'. È vero. Per dire, ma alcune di queste regole noi le abbiamo fatte al club,
perché io giocando con maestri internazionali e maestri FIDE, dal piccolo ho capito alcune regole principali. Per dire, un cavallo in avamposto al centro vale più di un alfiere, stiamo parlando nei finali, certo. di un alfiere al centro. Il cavallo è più forte. Oppure quando il cavallo è più forte dell'alfiere, allora donna e cavallo accelerano il vantaggio, incrementano il vantaggio Wow. e viceversa. Hai capito? Quando, per dire, oppure un cavallo è meglio dell'alfiere, con una torre in più si cresce il vantaggio. Però tutto dipende dalla posizione, certo, niente, regole... nessuna regola è scritta, diciamo. Altra domanda che leggo nei commenti, che ci fanno spesso gli amici è, si dice in apertura di far guardare le torri, far connettere le torri e poi le torri dovrebbero andare al centro. E spesso la domanda che viene fatta è, devo mettere una torre al centro, quale delle due? La domanda è, quale delle due? C'è un modo per rispondere a questa domanda? Non c'è una regola precisa perché dipende tutto dalla posizione. Allora, questo è in accordo, diciamo, con i principi, con le regole degli scacchi, di sviluppare tutti i pezzi, giustamente di fare arrocco corto, arrocco lungo, di mettere il re al sicuro, poi di muovere la donna per fare comunicare le torri. Però il problema è, dipende, se queste cose, per dire, possono essere vere e non possono essere vere, come si dice, perché dipende se uno l'ha fatto un arrocco eterogeneo, allora questa regola non vale. Cioè le torri devono essere sull'ala di re, per attaccare il re avversario. Certo. Ho capito. O spingere i pedoni, per dire la torre deve sostenere, per dire la spinta dei pedoni per attaccare il re avversario. Non c'è una regola. Se questa regola può essere applicata quando, per dire, il gioco si svolge quasi simmetricamente al centro. Allora è bene che tutte e due le torri siano in D o in C, generalmente con le partite di donne. Per supportare... Sì. Ok. E a livello di calcolo, di tattica, quando calcoli utilizzi una strategia particolare? Per esempio, io mi sono reso conto su di me che uno dei miei errori, che tra l'altro mi fa perdere poi anche tempo, è che calcolo 1, 2, 3, alla quarta mossa mi perdo, ricomincio dall'inizio. Vedo la quarta, alla quinta mossa mi sono perso, non mi ricordo, ricomincio dall'inizio. Questo rincominciare a calcolare sempre dall'inizio, mi sono reso conto mi fa perdere, perché tu non ti rendi conto che il tempo passa, però poi ti giri, meno 10 minuti e non ho ancora mosso. È vero. E allora su qualche libro così ho letto che di prenderti dei riferimenti. Ok, sei arrivato mentalmente alla quarta mossa, focalizza la posizione e poi riparti a calcolare da lì, non ripartire dalla prima mossa. È vero. E questo devo dire che ancora devo migliorare, però già questo piccolo trucco per calcolare già mi ha aiutato parecchio. Utilizzi qualche tattica particolare? Allora, ho menzionato prima, se conosci il livello della tattica avanzata e posizioni tattici, conosci tante posizioni tattici, giustamente la soluzione la trovi più facilmente e in poco tempo. Il problema è quando uno non si sente sicuro di andare ad attaccare il re avversario o di sacrificare, per dire, qualche pezzo leggero, allora io eviterei
di entrare Ok. in questi varianti tattici. Diciamo la verità, gioco posizionalmente, cerco Chiaro, di giocare chiaro. posizionalmente. E secondo te questi siti chess.com, eccetera, che hanno anche i problemi, no? Ti permettono di risolvere problemi di tattica, possono essere d'aiuto? Perché suppongo che tu abbia imparato sui libri. Allora, io ho degli esercizi tattici proprio tematici. Ok, sulle inchiodature, Sul doppio attacco, Ok. sulle chiodature, Ok. ci sono delle regole. La donna, per dire, non deve stare sempre sulla colonna della torre con un pezzo davanti, perché può essere la scoperta, perde la donna. Certo. Ci sono diversi tipi di inchiodature. C'è la donna, per dire, come noi lo chiamano in inglese, overload. Ok. Sovraccarico. Che sovraccarico. Ci sono È vero, è vero. ci sono dei esercizi tematici anche per i pedoni, per dire attacco dei pedoni, oppure mi viene in mente ora, sto dicendo una, controllare la via di fuga del re avversario. Ma soltanto con questo esercizio possono essere una decina di esercizi tipici. Cioè, questo è conoscenza, anche la tattica è conoscenza. Oppure, secondo me, tutto fa, anche vedendo gli esercizi. Certo, Però, vedendo gli esercizi tipici, è veramente una cosa molto utile. Secondo te, sapere, io sto facendo l'esercizio, sapere che quell'esercizio è sull'attacco doppio, in qualche modo non mi aiuta? Perché io so che comunque devo trovare un attacco doppio. Oppure, capito, se io faccio un esercizio, sono nel capitolo degli attacchi doppi Sì. e so che tutti quegli esercizi sono sugli attacchi doppi. Sì. Questa cosa, a me che faccio esercizio, non mi facilita troppo, sapendo che devo trovare un attacco doppio. Non so se mi sono spiegato. Sì, ma può essere sempre utile, perché giustamente più esercizi tattici vedi, Ok. meglio è, Ok. diciamo la verità. Ok. Però uno deve trovare i libri, che ora sono molto difficili trovare questi libri tematici. Sì, non solo, io vedo che ci sono tantissimi libri di scacchi, ogni anno ne pubblicano sempre tanti. Io cerco di leggere il più che posso, a volte alcuni li finisco, altri li lascio a metà, ma perché mi rendo conto, e ripeto, se un libro è scritto da un maestro internazionale, un grande maestro, io non ho la presunzione di dire questo libro è brutto, però mi rendo conto che ci sono alcuni libri che valgono per 10 e alcuni libri che valgono... È vero, questo è La vero. maggior parte dei libri che leggo è, non so, il titolo è impara a giocare i finali di cavallo, il titolo del Sì. libro, e poi ti mette una serie di partite intere da inizio alla fine commentate, dove alla fine il succo è Sì, poco. è vero, è vero. E noi, come diciamo, in tanti libri c'è tanta acqua e poca sostanza. Però ci sono dei libri veramente buoni, io ho visto anche i libri buoni della teoria dei grandi maestri che hanno più sostanza che... Tra questi c'è acqua. un titolo che vuoi menzionare, un libro che dici quello secondo me bisogna averlo. Ma i libri della teoria, per dire, io sto dicendo, io ho letto 2 libri di Michael Royce, in Ovest Indiana e in Est Indiana, in Nimzo Indiana Ok, mi pare, ok. se non mi sbaglio, in Ovest Indiana e in Nimzo Indiana, è vero, veramente Fatti bene. fatti veramente molto bene. Lui è un grande maestro israeliano, però veramente fatti
alcuni ora, alcune varianti sono cambiati giustamente con i Stockfish 16, io ho Certo, visto, certo, cioè certo. ci sono delle Sì. novità, però ci sono dei miglioramenti, però generalmente parlando i libri vanno bene, in generale vanno bene. Ok. Sì, si impara molto. E poi quello che vedo è che quando ti metti a studiare un libro con la scacchiera davanti, cioè, io consiglio sempre di avere una scacchiera a casa. È vero, magari non ci giocherai con tua moglie, con tuo figlio, con tuo fratello, perché non sanno giocare a scacchi, però bisogna avercela. Uno, secondo me, perché è più bello. Muovere questi bellissimi pezzi di legno, secondo me, è bellissimo. Due, Fantastico. memorizzi di più, anziché fare avanti sul computer. E tre, qual era la terza cosa? Tre, la visione 3D. Molti sono bravissimi a giocare online, ma poi giocano dal vivo. È vero, questo è vero. Allora, giocando con la scacchiera aiuta molto memorizzare. Sì, Questo è vero. Giocando col computer, noi diciamo è come scrivere sulla sabbia. Ho detto tutto. è vero, è vero. E si dice che, sai no, magari hai fatto una partita online o magari hai fatto anche una partita dal vivo, la ricontrolli al computer e accendi il motore. E magari il motore di chess.com che ti dice questa mossa è un errore, questa è una mossa geniale, questa è una mossa eccetera. E si dice questo detto, non so se lo conosci, dice quando si accende il computer si spegne il cervello. In È genere, vero, no? è vero. E quindi il consiglio che mi è sempre stato dato è prova a riguardare la tua partita senza motore prima di accenderlo, perché altrimenti rischi veramente di andare in maniera passiva, senza Certo, cervello. oppure commentare quella partita con un coach, con un tuo amico, cioè giustamente confrontarsi con le idee, ma la cosa migliore è trovare sempre un coach. Una persona che Una ne sa più di persona, te sì, che è pronta per perfetto, aiutarti. Come ti perfetto. dicevo, nell'Accademia di Matto Scacco abbiamo il nostro tutor, il nostro coach, che è diventato tra l'altro qualche giorno fa maestro fide di scacchi e gli faccio gli auguri, Simone Pozzari, che lui appunto commenta le partite dei nostri Auguri, studenti. sì. E adesso, tra l'altro, appunto, con questa nostra collaborazione, se qualcuno vorrà un tu per tu più ravvicinato, lo potrà fare insomma con un maestro della tua esperienza. Volentieri. Ti interrompo velocemente per ricordarti che ho realizzato un mini corso completamente gratuito per migliorare a scacchi. Si chiama Scacchi Vincenti e trovi il link per accedere qui in descrizione e nel primo commento. Ora basta, ti lascio continuare con la puntata. Ciao! Come imposti solitamente il percorso di studi con gli studenti? Parte con tutti per dire dai finali oppure uno ha un'esigenza di capire un'apertura, quindi partite da quell'apertura? Come... Dipende, uno che vuole fare un percorso approfondito si comincia dai finali, Non si scappa. non si scappa, perché è una fase del gioco. Poi giustamente veniamo all'incontro subito anche alle esigenze che c'ha la persona, dice io non mi trovo bene in questa variante perché io gioco sempre così, molto spesso e mi trovo in difficoltà. Perché gli avversari mi giocano questa mossa oppure mi fanno entrare in questa variante che io non la conosco. E allora andiamo subito al sodo. Ecco, questa è una cosa che mi piace molto. Mi dicevi prima, appunto, mentre eravamo in pausa pranzo, che tu sei anche molto teorico e che praticamente hai studiato tutto e sai tutto. A me è capitato magari di essere tu per tu con maestri che dicono no, questa non l'ho mai giocata, non ti so aiutare, non chiedermi nulla di questa cosa. E Non penso... esiste, Mm, non esiste. Io conosco tutto, anche se non ho giocato, non sono le mie aperture, certo. però giustamente dagli studenti che ho avuto, perché io ho avuto anche candidati maestri, cioè io collaboro, come ti ho detto, anche con i giovani della federazione albanese, in cui ti ho menzionato che
Ho dato lezioni, per dire, anche questa ragazza di 13 anni, Claire Zaccu, che è diventata campionessa femminile under 14. Cioè ci sono veramente tanti talenti cioè, albanesi che sono di livello, diciamo la verità, candidato maestro, maestri. Sì. Però il problema è che sempre, diciamo la verità, in maggior parte mi tocca di studiare le varianti che io non fanno parte nel mio repertorio. E io vado a cercare, non i libri, ma vado a cercare online come ho giocato e faccio il confronto tra il motore di ricerca e online, le mosse principali per costruire la linea principale. Chiaro. E poi giustamente per fare anche le deviazioni, Certo. oppure per trovare anche le novità, perché no? Sì, penso che i database, cioè come hanno giocato i giocatori sia fondamentale, perché magari il motore ti dice una mossa che però poi nella realtà i giocatori non giocano. Ci sono mosse un po' più umane e mosse più da motore. Quindi è giusto. È importante, importantissimo. È importante affidarsi anche alle partite realmente giocate, perché il È motore, vero. ripeto, accendere il motore e leggere la prima scelta del motore, siamo capaci tutti. No, è vero, ma il problema qual è? Perché dopo il motore può cambiare anche l'idea, poi dopo dopo una serie di varianti, per dire, la rivalutazione viene come prima, è vero. Cioè non cambia. Giustamente anche i motori non sono perfetti, diciamo, capito? Però a maggior parte ora si stanno perfezionando veramente in grande velocità, diciamo la verità. Sì. Maestro, ultime domande, poi ti lascio libero. Intanto grazie per il tuo tempo. È un piacere. Come lo vedi il futuro di questo gioco? Tu, insomma, che lo vivi da tanto tempo, lo vedi in crescita, lo vedi... dammi le tue sensazioni così a pelle che hai. Come lo vedi il gioco? Ci saranno sempre più giocatori? Ci sarà speranza per, non so, per gli italiani che possa diventare una professione vera? Perché se oggi dici oggi gioco appunto mi dicevi sono maestro internazionale. Bravo, invece un maestro internazionale che ha studiato 20 anni, 30 anni, che ha investito anche un sacco di soldi, diciamolo, no? Per studiare. È vero, un sacco di tempo. Se non mi sbaglio c'era Bobby Fischer che si era trasferito in Islanda, non vorrei dire una cavolata, che per avere uno stipendio riconosciuto... È vero. Cosa ne pensi? Come sarà da qui a 20 anni? Ci sarà un miglioramento in questi termini o gli scacchi saranno sempre una serie B, C, D, E? Questo, Christian, per essere sincero, non lo so, nessuno lo sa il futuro, diciamo la verità. Però, come stanno i fatti, i tornei ora degli umani si fanno contro gli umani e i programmi dei computer giocano contro i computer. Questo è un tutto, diciamo, un problema affaristico poi, perché giustamente se Stockfish 17, mi viene in mente ora, vince il campionato mondiale, tutti vanno a comprare Stockfish 17 commentare le loro partite, tutto qua. Però io credo che gli scacchi continueranno a esistere, perché è un gioco che non ha fine e ci sono infinite possibilità. Questo è il problema. Però comunque è difficile prevedere che cosa succederà. Speriamo che insomma non arrivi mai, perché adesso l'intelligenza artificiale sta facendo, penso che anche tuo figlio studi un po' queste cose, è vero. sta facendo salti da gigante. Spero che non si arriverà mai a dire il gioco degli scacchi è stato risolto, sarebbe un problema. Non credo, almeno tra gli umani no. Non credo, perché ci sono infinite, come ho detto, possibilità.
Ok, e cosa ne pensi di, questa è una domanda che faccio un po' a tutti, delle varianti degli scacchi? Non so se conosci scacchi 960, le varianti dove magari i pezzi nascono in un ordine diverso, non so, anziché esserci torre, cavallo, Random, random, questo è esatto. random. Cosa ne pensi? No, questo io non li preferisco perché giustamente mi sembra una perdita di tempo. Tutto La stessa qua. cosa che penso anch'io. Cioè, Sì, sì. tutto qua. E io dico, è già difficile, Esatto, è già difficile esatto. Giocare sapere, bene. giocare bene gli scacchi normali, figuriamoci gli scacchi random. Cioè, Sì, poi ci sono tantissime varianti, tante, quindi sì, può essere un passatempo, ma non lo vedo un modo, perché qualcuno dice a scacchi random, lì veramente si vede chi ha più conoscenze degli scacchi, perché puoi fare meno affidamento sulla teoria delle aperture e capisci meglio come... Però penso che in realtà non... non credo che abbia una relazione con gli scacchi normali, secondo me. No, o specialmente quando giocano in quattro, In lei quattro. deve essere questo, cioè, È un divertimento e basta. sì, basta, È un divertimento tra gli e basta. amici, è vero. Va bene, maestro carissimo, grazie ancora. Spero insomma che questa chiacchierata Grazie a te. sia piaciuta anche ai nostri amici e niente, adesso noi ci salutiamo, ci metteremo a fare qualcosa che vedrete anche prossimamente e grazie a tutti. Ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao.